Vediamo come state Vito Valga sta accusando la Veronica Chiusere. Parla da lì, posizione. Barbara che sta appassionando qui alla giovane della Fontanella che comunica l'inizio dell'ultimo giro per lei che vinta da Agostini per cercare di distacco circa 120-140 metri per Vito Valga che ha passato veramente chiuso. Noi vediamo Carla Danilo che da Reggio Danilo ecco anche Derissi Celestino, Carlo Danilo, Nicola, Reggio Danilo in situazione, che vince da Luciano. Poco più di 300 metri al primo avvio e prego la Giovanna conclude la sua passata solitaria sempre avanti tutto anche solo il campo grazie per la promessa della cartella Rio Deborah ha ulteriormente preso distanza da ottimo esercizio che vincerà la sua categoria con tutta tranquillità 120 metri, 120 metri davanti a Vito Valga che sta entrare per 10 metri.
Vediamo che Vito Vanza sta appoggiando la Veronica Chiusere. Paola Danini sulla posizione. Barbara che sta affezionando qui al giovane della Fontanella che comunica l'inizio dell'ultimo giro per lei che vinta da Alba c'è un po' di distacco circa 120-140 metri per Vito Vanzo che è passato veramente chiuso. Noi vediamo Paola Danini che da Reggio Emilia ecco anche Derissi Celestino, Paola Danini, Nicola, Reggio Emilia in situazione, che vince da Luisa. Poco più di 300 metri al primo avvio e prego la Giovanna a concludere la sua passata solitaria sempre avanti anche solo il campo grazie per la promessa della cartella Rio Madonna Deborah ha ulteriormente preso distanza dal ottimo esercizio che vincerà la sua categoria con tutta tranquillità 120 metri, 120 metri davanti a Vito Vanza che sta per entrare per l'ultimo spazio.
quarta Mancini, arriva a Vanda, Nico Vanda che ha prodotto una progressione finale con la sua quarta, con Marco Di Rete che poi effettuare una progressione contraddistinta da sua pratica della anche veramente della termina al secondo quarto delle categorie Palestina, colui che ha una sua fatica, al secondo posto assoluto, dunque questa ricordo Carlo Danini, gruppo sportivo Pirati, subito dietro, al primo arrivato con la maglia gialla di Cristini, Robert Danini. Noi vediamo invitiamo tutte le categorie F 35, 40, 45, 50 e 55 a presentarsi alla scelta, siete numerosi, circa 80 previsti e quindi dovete cercare di apprezzare l'operazione in partenza per poter rimanere la squadra per mantenere un